Lunedì 16 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. Purtroppo si apre con una tragedia che interessa in questo caso la nostra regione, il Veneto. Questo il titolo: sono morte abbracciate. La tragedia nel Trevigiano. Susanna Recchia si è calata nelle acque gelide del fiume trascinando con sé la bimba. La procura, caso chiuso. I corpi di mamma e figlia di 3 anni recuperati sul Greto del Piave. Il padre non doveva finire. Non doveva finire così. Il barlume di speranza che Susanna Recchia non avesse messo in atto il proposito di uccidersi con la piccola Mia, con la piccola Mia di 3 anni, come aveva annunciato nella lettera d'addio trovata nella sua casa di Miane, si è spento ieri mattina neanche un'ora dopo la ripresa delle ricerche lungo il Piave. È stato il pilota dell'elicottero dei Vigili del Fuoco a scorgere le sagome di mamma e figlia. Il padre distrutto. Non doveva finire così. L'approfondimento di Filippi a pagina 2, a pagina 3. La foto di copertina ci porta invece in provincia di Belluno. Rally travolto, uno spettatore, auto esce di strada alla cronoscalata Pedavena Croce Daune, l'uomo travolto non rischia la vita. L'approfondimento di De Barba a pagina 16. Nelle cronache Valvisdende, cane gli attacca, 18 asini morti in un dirupo, 18 asini morti sulla quarantina di esemplari precipitati in un dirupo nella zona di Malga Chiastelin della Regola di Campolongo, impauriti da un cane. L'approfondimento di Contento a pagina 18. Mar de Molada, a Malgacciapela, Paolini, Marco Paolini l'attore, l'acqua va coltivata. Coltivare acqua insieme come nei campi veneziani, prendendosi cura del territorio e di un bene che non è infinito. Questo è il messaggio che Marco Paolini ha voluto trasmettere nella tappa inaugurale di Mar de Molada ai tanti che hanno sfidato il freddo per raggiungere Malgacciapela ai piedi della Marmolada, il cui distacco di un seracco provocò la tragedia del 3 luglio 2022 e dei seredi sottoguda gravemente colpiti da vaia. L'approfondimento di Ferico a pagina 25. Sport Business Forum, appello della regione ai sindaci bellunesi, i comuni per Cortina 2026 facciano più gioco di squadra. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, i comuni bellunesi devono sentirsi più coinvolti, lo ha detto ieri la regione a Cortina alla giornata conclusiva dello Sport Business Forum. L'approfondimento di Micheli lo troveremo a pagina 8. Questi richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il rally e l'Alpe avvenuto a Croce Daune. La cronoscalata Pedavena Croce Daune, investito durante la gara, è grave. Un fotografo dei 34 anni urtato da un'auto era in una posizione pericolosa. Gli organizzatori lo avevano richiamato più di una volta. La competizione è sospesa per oltre 2 ore, poi è ripresa. Era stato allontanato più volte, in quella zona non ci si poteva stare, ma voleva catturare lo scatto perfetto il 34enne di Caserta con la passione per la fotografia e i motori. Per questo era arrivato nel Feltrino per la corsa automobilistica in salita Pedavena Croce Daune che si correva ieri in comune di Pedavena. Lo spettatore si era avventurato nell'area vietata al secondo tornante e proprio mentre gli organizzatori lo stavano richiamando per l'ennesima volta è stato travolto ieri poco prima di mezzogiorno dalla vettura condotta da Freytag Hermann, pilota altoatesino di appena 19 anni che per causa del vaglio ha perso il controllo della sua Seat Ibiza Cupra. In quel momento era in corso la prima manche della gara 1, la competizione è stata subito sospesa, immediati soccorsi d'intervento della Polizia di Stato con gli agenti dell'ordine pubblico e quelli della stradale. Il 34enne campano, AP, queste le sue iniziali, è in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso, non sarebbe in pericolo di vita. La gara 1 è stata ripresa dopo un paio di ore ed è stata completata, è stata vinta dal solito Diego De Gasperi, ma non si è disputata gara 2 a causa dell'eccessivo allungamento dei tempi. Gli approfondimenti di Bonetti, De Donà e Mammani all'interno. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dello schianto in gara. I promotori Gorza, momento difficile, necessaria una riflessione. Lionello Gorza
Presidente del comitato organizzatore, faremo una riflessione, fai di tutto perché l'evento fili liscio, l'organizzazione era perfetta e poi accade quello che non si può prevedere, ma siamo in tanti che dobbiamo decidere, al momento non posso dire niente. Il pilota, Pirolo, sicurezza migliorata, dove ero uscito io, Giorgio Pirolo, designer di auto bellunese, l'anno scorso uscì di strada con la sua Frangivento da 1000 cavalli e ora ricorda, là dove un anno fa sono uscito il pubblico non ha accesso e sono state posizionate coperture verdi a fare da barriera, un bene in nome della sicurezza. Cronaca giudiziaria, muore 100 giorni dopo l'incidente, medici indagati, pieve di Cadore, i due professionisti non si sarebbero accorti di una frattura all'approfondimento di Bonetti a pagina 8. Santo Stefano, un cane li insegue, 18 cavalli perdono la vita nel dirupo, richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, come lo spettacolo di Marco Paolini che si è svolto a Rocca Pietro, il nuovo spettacolo dopo Vaillance 23, Paolini, orazione su clima e ambiente, l'approfondimento lo troveremo a pagina 12, ma in questo caso sull'edizione nazionale. Val di Zoldo, cittadinanza, intervenga padrine, metà dei comuni italiani sommersi dalle pratiche di cittadinanza iure sanguinis, Val di Zoldo simbolo con il sindaco Camillo De Pellegrini che è intervenuto come relatore al convegno sul tema che c'è stato nel Bolognese. Ha lanciato l'appello al presidente Padrin, presidente della provincia di Belluno. L'impatto del fenomeno sui comuni veneti e del bellunese in particolare è particolarmente forte e destinato ad esplodere. Chiederei quindi al presidente Roberto Padrini, che tra l'altro so conoscere bene il tema visto che il suo comune Longarone ne è fortemente investito, di esprimere una posizione ufficiale e chiara al riguardo e di assumere iniziative concrete. L'approfondimento di Bonetti a pagina 6. Sport bellunese, pronto riscatto in Lombardia, la Dolomiti esulta e ancora dal calcio, svolta a Cavarzano con Max Partelli, giallorossi in testa a punteggio pieno. Ancora sport, Open delle Dolomiti a Marco Speronello, per il trevigiano è il 118° torneo vinto in carriera. Paralimpiadi, la psicologa Festini Furlan, dietro le quinte del tiro con l'arco e ancora la curiosità, Olimpionici a Fianes, Desalu a tu per tu con Zandonella, l'approfondimento di Dibona a pagina 21. Travolto dall'auto in gara è grave, siamo a pagina 2, tragedia sfiorata ieri alla Pedavena a Croce d'Aune, uno spettatore si sporge per fare una foto e viene investito, la competizione è stata subito sospesa e l'uomo soccorso. Il 34enne di Caserta è ricoverato in terapia intensiva a Treviso. L'organizzazione lo stava richiamando per l'accesso vietato quando è sbandata l'Ibiza, team Merano abbattendo un segnale. De Gasperi si conferma il re, vince dopo il solito duello con il grande rivale Caruso, notizia che interessa sempre quanto è avvenuto nella giornata di questo fine settimana, tra sabato e domenica sul Croce d'Aune, finale fotocopia dell'edizione precedente con pochi centesimi che decretano il vincitore. Questo è un momento difficile, necessaria una riflessione, altro approfondimento in merito all'incidente grave avvenuto ieri appunto in questo contesto sportivo della Pedavena Croce d'Aune. Il presidente del comitato organizzatore Lionello Gorza confessa di essere scoraggiato dopo la lunga battaglia contro il regolamento del parco, lo stop del 2022 e ieri la nuova tegola. L'importante è che il ferito se la cavi, ci hanno comunicato che sarebbe fuori pericolo, abbiamo lavorato tanto per la sicurezza e perché l'organizzazione fosse tecnicamente perfetta. I precedenti, un morto nel 2000, l'altra vittima nel 1995. Non è la prima volta che alla Pedavena Croce d'Aune avvengono incidenti. Lo scorso anno fuori strada della Supercar Frangivento, nel 2000 invece lo schianto mortale contro il guardrail di una vettura era costato la vita al pilota trevigiano Luigi Amadio. Era la 17ª edizione della cronoscalata automobilistica in salita a Pedavena Croce d'Aune. Luigi Amadio, 49 anni, presidente della scuderia trevigiana Villorba Corse, nel primo tornante della statale che porta verso il passo, pochi metri sopra l'osteria alpina, è uscito di strada andando a 170 km/h il guardrail e rimanendo decapitato. L'11 settembre 2005 è deceduto il commissario veronese Gianluca Frizzarin, investito da un bolide in gara, e ancora prima, l'8 luglio del 1995, in un tornante della cronoscalata a Marmolada, una ragazza di 34 anni di Alleghe, Fabiola Bellenziere, è stata investita e uccisa da un prototipo di gara. Un anno fa rischiai con la Frangivento, poi un periodo duro. Giorgio Pirolo uscì al quarto tornante, la gente era a solo 1 metro di distanza. Ieri la scritta. Ricordo. Gli approfondimenti vi aspettano a pagina 2 e a pagina 3. Passiamo invece a pagina 4, orti in piazza nel Castiionese. Molti hanno affollato fin dal mattino Visome, Madeago, San Cipriano, Caleipo, Sagrogna e Sossai, in mostra prodotti della terra realizzati dagli artigiani che lavorano nella zona.
Notizia di spalle, ciclista morto, telecamera a setaccio per le indagini. I familiari in queste ore stanno organizzando l'addio a Fabio Lorè, l'imprenditore 44enne morto cadendo dalla bici in via Sanfor mentre stava scendendo lungo la stradina meglio conosciuta come Curta. Le indagini proseguono per escludere eventuali responsabilità di terzi, ma sulla salma non sono necessari ulteriori accertamenti ed è stata subito messa a disposizione dei familiari. Il 44enne era stato ritrovato domenica mattina, era uscito dalla careggiata all'altezza di una doppia curva, stava tornando da una festa con gli amici e aveva scelto di percorrere quella scorciatoia per tornare a casa. Gli inquirenti stanno cercando eventuali telecamere nel percorso che potrebbe aver fatto il ciclista per ricostruire quanto accaduto. Di notte 4 passi sotto stelle visitando le stradine di Cavarzano. Alla pedonata hanno partecipato 1100 persone provenienti da tutta la città. E continuiamo con pagina 5 a Paca, nuovi box ma non basta. La struttura, grazie a 2 consistenti donazioni, è stata dotata di 14 rifugi riscaldati e ricoperti. La presidente dell'associazione Lotto in meno di un anno ha completato il progetto con l'aiuto di tanti. La manifestazione Festival Invecchiamento alla Gaggia, il via oggi fino a venerdì 19 settembre. Il primo appuntamento in programma prevede un ex tempore di scultura su legno. E continuiamo con pagina 6, il caso dei brasiliani, cittadini oriundi, comuni travolti, padrini intervenga. Il sindaco Camillo De Pellegrin, solo contro la valanga di richieste del municipio, dopo aver parlato a Bologna, lancia l'appello al collega di Longarone. I numeri, durante il convegno sono stati anche presentati i dati della prima indagine conoscitiva Istat Anusca sullo Ius Sanguinis. Fino ad oggi, spiega il sindaco Zoldano, i numeri dei nuovi cittadini italiani divenuti tali a seguito del riconoscimento per discendenza non si conoscevano perché il Ministero non chiede ai comuni una raccolta di tali dati e non esiste nemmeno al momento un'indagine statistica permanente apposita. Pur mancando all'appello ancora un terzo dei comuni italiani, i dati sono veramente significativi. Dei 5.019 comuni rispondenti all'indagine, 2.454 sono già investiti dal fenomeno dello Ius Sanguinis. Nel solo anno 2023 si sono registrate 61.328 pratiche Ius Sanguinis, il 34,8% del totale delle concessioni di cittadinanza italiana, con un totale di 86.210 atti trascritti, con una crescita rispetto ai 2 anni precedenti molto rilevante. Assieme al Veneto, la regione più colpita è il Molise. I timori, il sindaco Camillo De Pellegrin va oltre. L'impatto del fenomeno sui comuni veneti e del bellunese in particolare è particolarmente forte e destinato ad esplodere. Chiederei quindi al presidente Roberto Padrin, che tra l'altro so conoscere bene il tema visto che il suo comune Longarone ne è fortemente investito, di esprimere una posizione ufficiale chiara a riguardo e di assumere iniziative concrete a tutela di tutti i cittadini realmente residenti in provincia di Belluno che rischiano di veder sacrificati i servizi nei loro confronti per poter dar seguito alla valanga di procedure a beneficio di chi non vive, non lavora e non contribuisce allo sviluppo della provincia e del paese. Sarebbe interessante, questa è la dichiarazione di Camillo De Pellegrin, promuovere analoghe iniziative nella nostra provincia, come ho sentito negli ultimi tempi, andare a vedere cosa sta accadendo in Friuli con l'assunzione di medici argentini. Da quello che ci è stato raccontato, molti rimangono giusto il tempo del riconoscimento della cittadinanza, veramente imprevedibile. Lamon, convegno sul prezioso fagiolo di Lamon e la lana di pecora. L'appuntamento è in programma venerdì 20 settembre, organizzato dal consorzio in Sala Gaio. E continuiamo con pagina 7, al Pago, i pompieri in campo per Walter, un torneo di calcio a 6 a Villorba Treviso dedicato al 44enne vigile del fuoco morto negato a Pos nel novembre del 2023. Quel giorno era fuori servizio e stava aiutando la popolazione. La sfida è stata vinta dal comando di Rovigo, secondo Belluno. Ancora dall'Alpago, vento forte, catena umana in aiuto a Rifugio Semenza, teleferica rotta e elicottero bloccato per il meteo, la legna portata nello zaino dagli escursionisti. E siamo a Cortina d'Ampezzo, i progetti del comune per rilanciare le piste da sci nordico, ad occuparsene l'assessore allo sport Giorgio Darin. Pievedicatore investito, morto dopo mesi, 3 indagati. La procura vuole vederci chiaro sul decesso di Maricel Brici, l'84enne che il 26 maggio venne travolto con la sua badante. L'uomo era finito in casa di riposo ed è mancato il 9 settembre, da allora le indagini che avrebbero rivelato alcune anomalie. Finiti nel mirino, l'automobilista e anche 2 medici di Pieve di Cadore non avrebbero curato la frattura del femore.
Santo Stefano inseguiti da un cane in Val Visdende, 18 cavalli perdono la vita in un burrone. Strage di animali ieri in Val Visdende, branco di cavalli spaventati cade in un dirupo. Una strage visto che sono morti 18 animali mentre altrettanti sono stati salvati dai vigili del fuoco. L'incidente è accaduto ieri a Santo Stefano di Cadore in un burrone in Val Visdende. Vediamo appunto in questi scatti nella forra in tutto ne sono precipitati 36, la metà sono stati salvati dai vigili del fuoco con l'elicottero drago. Vediamo appunto gli asini e i cavalli salvati, purtroppo quelli che sono periti in questa caduta. L'Ozzo di Cadore va a funghi e scompare, si cerca settantenne. Sono iniziate ieri in serata le ricerche per un settantenne fungaiolo che non aveva fatto rientro a casa. La zona che viene perlustrata è quella di Piana dei Buoi in comune di Lozzo di Cadore, ma anche quella dell'area del rifugio Baiona Domegge. Al lavoro decine di uomini con i vigili del fuoco in testa che sono arrivati con i droni per trovare le tracce lasciate dal settantenne scomparso. L'uomo è uscito ieri mattina alle 9 per andare a funghi. I soccorritori sono stati allertati verso le 17:30 dal SUEM in seguito alla chiamata dei familiari preoccupati per il mancato rientro. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16. Auto da gara sbanda e travolge spettatore, paura alla Pedavena Croce d'Aune. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Grave 34enne, uscito dalla zona delimitata per il pubblico, è ritrasportato a Treviso, poi l'annuncio non è in pericolo di vita. Passiamo a pagina 17, nuovo stabilimento Essilor Luxottica, la soprintendenza stoppa il progetto, a rischio un investimento da 50 milioni, la provincia convoca un tavolo d'urgenza, dobbiamo ottenere il via libera, il nodo del contendere, la realizzazione di un ponte sopra il Cordevole, ora c'è il rischio che l'azienda punti all'estero. Non può essere assolutamente messa in discussione la presenza di questa storica realtà ad Agordo, questa è la dichiarazione di Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Val Visdende, cane pastore attacca una mandria, 18 asini muoiono nel dirupo, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. La strage nell'area di Malga a Chiastellin, il pastore dal Molin era una furia, rincorreva i miei animali. Fungaiolo cadorino disperso a Pian dei Buoi, l'allarme all'Ozzo di Cadore. Stefano Corrassa era partito da casa ieri mattina e non ha più dato notizie, lo cercano Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e SAGF. Il lutto, donati gli organi dopo l'incidente, atteso il nulla osta per l'addio a Lorè. Dovrebbe arrivare in giornata il via libera della procura al fratello Damiano. Faremo di tutto per moglie e figli. La Polstrada sta portando a termine gli accertamenti sulla caduta. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 20, sociale. Hauser da 35 anni al fianco degli anziani, abbiamo bisogno di nuovi volontari. A Valpiana la 10ª festa dei 22 circoli del Bellunese. Candeago, presidente dell'Hauser Belluno, il nostro lavoro per prevenire l'isolamento. Feltre, arrestate le 2 donne sorprese in casa, una incinta piantonata in ospedale. L'incursione in un appartamento del Pasquare sventata dalla telecamera collegata al telefono del padrone di casa. I carabinieri le avevano bloccate, intervento subito al Pasquare. La protesta contro la diga sul Vanò e l'allerta del comitato con il progetto definitivo, rischio che si proceda. E continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, andiamo avanti con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Eccoci qui, a Malga Ciapella lo spettacolo Mar de Molada, diversi riscatti che rappresentano l'interpretazione dell'attore Marco Paolini ed il pubblico presente. Acqua da coltivare, l'appello di Marco Paolini per salvare una risorsa che non è infinita. L'attore non denuncia ma pronuncia parole calme per cercare insieme una soluzione al clima che cambia. I veneziani costruirono nel 1884 i pozzi bevitori per fare scorta in maniera naturale, un esempio da ripetere. Ed ecco lo sport bellunese, pagina 26, calcio Serie D, la seconda giornata, la Dolomiti brucia il Brusaporto, Olonisakin ci mette 10 minuti, secondo gol di seguito per il nuovo bomber bellunese e prima vittoria in campionato nella tana dei bergamaschi. Soffre parecchio la squadra di Zanini e non la chiude, ma dietro non rischia. Debutto per Chiesa al centro della difesa, infortunio per Perez che salta la ripresa. E continuiamo con lo sport, calcio Serie D, Zanini, potevamo segnare altri gol, qualche errore di troppo nel finale. L'allenatore è felice ma anche autocritico, questa vittoria ha un peso specifico elevato, ora pensiamo a mercoledì.
Calcio di eccellenza, il Cavarzano strarippa nella ripresa, ribaltato in mezz'ora il Lia Piave. I trevigiani segnano in avvio con Spagnol, poi subiscono la squadra giallorossa. In gol Marchiori, Giosci e Bosso. Punteggio pieno con Borgoricco e Marosticense. Calcio di promozione, Alpago e Fontanella non pungono, poche occasioni e nessuna rete. Calcio di seconda categoria, Imprese di Pedavena e Suis solitari al comando. Gli altri tre derby finiscono a Domegge, Juventina Mugna e Castion. La Sospirolese mette sotto il Viz San Giacomo. Nel girone bassanese cade l'Arsie, terza categoria campionato Carnico, il Piave ferma sul pareggio il quotato Fulvio Farra, partenza con una vittoria di Tambre, Cortina Alpes Cesio, Dinamo e Oronzo, pari tra Valzoldana e Fortogna. I campionati CSI sotto Castello, Chiesa e Sovramonte partono forte, vincono anche Soccer, Team Stramale e Giardini Roe, pareggio scoppiettante con 6 reti fra Le Ville e Virtus Nemeggio. Calcio giovanile, giornata a forza 4 per Dolomiti Alpago Under 19, iniziati gli Under 17 provinciali con i rotondi successi di Dinamo Vellai e LG Valbelluna e le vittorie di Agordina, Schiara e Cadore. Calcio giovanile, Dolomiti Under 14, Juventina Under 17, esagerata suon di gol. I ragazzi di Gorza ne fanno 15 al San Donà, quelli di Pellicano 9 alla Gorghense, il derby degli Under 15 è dell'Alpago. Motori, gara dimezzata, la vittoria va a De Gasperi, notizia che ci porta alla Pedavena Crocedaune. La Pedavena Crocedaune è fermata dopo gara 1, tra i piloti bellunesi gli applausi vanno ai fratelli Guerra. Il nostro pensiero va al ferito, giusto far partire le ultime 80 auto. Le interviste ai piloti vi aspettano a pagina 37 del Corriere delle Alpi. Biathlon estivo, Lisa Vitozzi impresa a Dresda, partita in coda, mette tutti in riga. E ancora a tennis, trionfo di Marco Speronello nell'Open delle Dolomiti. Rugby, Andrea Duodo eletto alla guida della federazione Innocenti Battuto. Corsa in montagna, Isacco Costa veste il tricolore, è suo il titolo italiano assoluto. E ancora podismo, Vertical Run, Nani e La Salvi imprendibili, 200 atleti al via. Ancora sport, Sostizio e De Filippo sono davanti a tutti nella scalata del Terne. Più di 50 iscritti alla Vertical 1000 partita da Casa e Bortot. Sul podio anche Bonati e Barattin e Bona e Funes in rosa. Ancora 2 notizie dal podismo, il trail dei 5 campanili a Fregona e Sangalli. Mescalchine e De Simoi primi alla Corri Mamma. Notizie che ci portano la prima a Serena del Grappa e la seconda a Sospirolo. Ancora podismo, 4 passi sotto le stelle, la firma di Fagherazzi e Campigotto, l'evento con oltre 1000 atleti si è svolto a Cavarzano. Corsa in montagna, il Fagare Cross in Corona Mosena e Brustolon, tra i più piccoli applausi ad Arnoldo e De Marco. E ancora dalla corsa in montagna, Sapori e Vete Dolomitiche, parte il conto alla rovescia per l'8º Delicious Trail. Tornei estivi, Summer Green Volley, Giannino e Co. vincono la prima edizione, siamo ad Agordo, l'ultima tappa del circuito agordino ai Sesso e Samba, 24 le squadre che si sono date battaglie ieri sul Broi. Serie A, il Napoli spazza via il Cagliari con Lukaku, Gnavara vola in testa. E ancora delusione azzurra, gli europei di ciclismo, gli italiani riescono a controllare la corsa fino a 200 metri dal traguardo, ma al momento di lanciare la volata per Milan il treno si inceppa, vince Merlier. Formula 1, una McLaren da Oscar Piastri trionfa a Baku, Leclerc Ferrari è soltanto secondo. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, sui monti fino al mattino nuvoloso, per il resto alternanza di nuvole e rasserenamenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellune, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.